Amici sportivi tifosi dell'Umana Reyer, buonasera, bentrovati per la Sport Aliercio da Alberto Minazzi e Andrea Manzo. Prima partita interna del 2020 per gli Oro Granata dell'Umana Reyer che hanno chiuso il girone d'andata all'8° posto proprio grazie alla Fortitudo che ha vinto l'ultima partita del girone d'andata appunto in casa contro Reggio Emilia, e oltre a consegnarsi l'accesso alle Final 8 l'ha consegnato anche all'Umana Reyer. Poi l'Umana Reyer ha vinto la seconda gara in trasferta del proprio campionato, dopo proprio quella a Reggio Emilia è arrivata la vittoria a Trieste. Adesso si torna in casa contro una Fortitudo che un po' a sorpresa nel turno precedente, proprio giocato di sabato sera, ha perso in casa contro Pesaro fino a quel momento a 0 punti e vuole rifarsi, ma si presenta qui senza due pedine importanti come Daniel e Stipicevic, assenze importanti anche per l'Umana Reyer che non ha Cerella, operato in artroscopia al ginocchio e comunque ha già ripreso ad allenarsi, a prepararsi verso il suo rientro. Non c'è neanche Austin Day che si è infortunato in Coppa, ha provato a giocare in Coppa contro Brescia, è arrivata la vittoria dell'Umana Reyer. Austin Day però si è visto chiaramente limitato e dunque viene preferito a Austin Day in questa partita nel roster Ike Udano insieme a Widmar, che viene confermato dopo la squalifica che è stata cancellata con il pagamento dell'ammenda. Non c'è ancora Andrew Gaudelok che però tra breve speriamo potremo commentare. Andrea Manzo, che però veleggia qui da queste parti e dovrebbe essere finalmente vicino all'esordio, e qui da ottobre, lo ricordiamo, però non è stato facile recuperare dal lungo infortunio. Fortitudo che sicuramente avrà voglia di riscatto dopo l'inaspettata, come dicevi anche tu, sconfitta con Pesaro, però mancano due elementi importanti come Sticevic e Daniel. È comunque una squadra, come diceva anche il coach De Raffaele, che ha tanti punti nelle mani. Uno dei marcatori principi è Piero Aradori, ex, anche se per un breve periodo, di Venezia, che è il quinto miglior marcatore come media in campionato, e poi questo Sims, l'ex Cremona, sta giocando davvero un'ottima prima parte di campionato, primo ai rimbalzi, 9,8, quasi 10 rimbalzi a partita, primo come valutazione con 24. È sicuramente, sono questi due giocatori in particolare da tenere d'occhio. Se però Venezia mette in campo quell'attitudine difensiva che si è ricominciata a vedere contro Trieste, ma soprattutto contro la gara interna in Coppa con Brescia, sicuramente non sarà facile per loro trovare il canestro. I quintetti sono in campo. l'Umana Reyer conferma il quintetto schierato inizialmente contro Brescia nella vittoria appunto che ha riaperto i giochi in Eurocup, anche se siamo solo alla seconda giornata della top 16, ma è un girone decisamente corto basato su 6 partite. l'Umana Reyer aveva perso in Germania, ha vinto in casa con Brescia, adesso sono tutte a pari, si andrà a giocare a Patrasso l'ultima dell'andata. Dicevo, confermato il quintetto senza Michael Bramos, con Stontonut, Ceppel, Udano e Watt. Per Bologna invece Fantinelli, Robertson, Aradori, Mancinelli e Sims. Vanno a saltare proprio Sims e Mitchell Watt per il primo possesso della partita, che è nelle mani di Jeremy Chappell, che riesce ad anticipare Fantinelli. Poi attenzione, perso sotto Ike Udano, dorme qui la difesa di Bologna e si comincia con la schiacciata di Ike Udano. Brava l'Umana Reyer a circolare rapidamente il pallone dopo la palla conquistata da Jeremy Chappell. Mancinelli per Aradori. Sims chiede palla, è marcato da Udano, e questa è una cosa abbastanza singolare, come sia Udano al centro della difesa dell'Umana Reyer. Sbaglia Mancinelli l'attacco al ferro e dunque arriva l'errore, arriva il nuovo possesso per l'Umana Reyer con Tonut, che riesce ad essere contrastato efficacemente da Fantinelli. Sbaglia anche il numero 7 dell'Umana Reyer, Fantinelli. L'assist per Aradori, gran giocata anche in questo caso, si è vista sul parquet. Arriva il pareggio, il primo canestro dal campo della Fortitudo, e dunque dopo un minuto di gioco è 2 pari. Julian Stone sul perimetro, chiede palla a Watt, non viene servito il blocco di Udano. Ancora Stone che sfrutta il blocco del compagno, si arresta ultimi 7 secondi dall'angolo. Mitchell Watt
Abbiamo questa nuova dimensione di vice nuoto nelle ultime partite. Anche il tiratore da 3 punti, il tiro ce l'ha sempre avuto, adesso lo sta mettendo, lo sta soprattutto tentando con più continuità. 5-2 Umana Reyer. Aradori, marcato da Ceppel. Il blocco di Mancinelli. Sims. Fantinelli gioca a 2 con Sims che si prende il tiro, arriva il fallo di Stefano Tonut. Ti vedo un po' scuotere la testa, Andrea. Probabilmente ci sta il fallo, diciamo che se c'era è stato un fallo un po' non proprio, sì, ha allungato l'avambraccio destro, sì, non troppo intelligente come scelta. Dicevamo di Watt, la partita in Germania ha messo 2 bombe nelle prime 2 azioni, per cui ormai si sente anche abbastanza sicuro nel tiro dalla lunga. Sims segna il primo tiro libero, credo che non sia stato minimamente condizionato dall'intervento di Tonut, ma giustamente toccato con la mano, arriva il fischio arbitrale e non possiamo dire assolutamente nulla della decisione presa dallo Guzzo, Bartoli e Boninsegna, la terna di questa partita che vede per ora avanti il Umana Reyer di 1 punto con il pallone in mano. Ci prova Jeremy Chappell da 3 punti, l'errore solo maglie bianche della Pompea, Fortitudo a rimbalzo, Sims per Robertson, poi Fantinelli, Mancinelli. Apre il palleggio al capitano della Fortitudo, Robertson, blocco di Sims, la stoppata di Julian Stone sul tentativo di Robertson, rimessa per Bologna con 10 secondi per l'azione di tiro. Si parte dal fondo del campo con il playmaker Fantinelli, trovato Aradori che ha di fronte Jeremy Ceppel, va a spalla canestro Aradori, uso del piede perno, tiro di Aradori, l'errore, buon tagliafuori di Udano che permette a Stone di recuperare il pallone, poi Ceppel, blocco di Watt, Udano consegnato per Tonut, gioca a 2 con il nigeriano di passaporto statunitense, extra passaggio di troppo da parte di Ceppel e contropiede di Robertson con la stoppata di Tonut, ma arriva al rimorchio il canestro di Mancinelli per il sorpasso della Fortitudo, primo vantaggio della Pompea, 6-5 per Bologna dopo 2 minuti e mezzo. Watt consegnato per Tonut, blocco di Udano, ancora sul perimetro per Julian Stone, si arresta Stone, scambia con Watt, aggressivo a Mancinelli, arriva il fallo e difesa di Bologna che è estremamente aggressiva in questo avvio di partita. Sì, però bisogna che stia attento a Bologna perché ha veramente i giocatori contati, soprattutto in alcuni ruoli, e quindi giusto che sia aggressiva, ma dovrà stare molto attenta alla situazione falli. È comunque solo il primo fischio contro la Pompea che è in difesa in vantaggio di 1 ancora. Ceppel in difficoltà nello scarico verso sinistra, prima il pallone intercettato, adesso si praticamente condiziona da solo dando un effetto sbagliato al pallone che esce dal parquet, arriva in parterre e ovviamente la rimessa è per la Pompea. Fantinelli, ancora il taglio di Mancinelli marcato da Watt, bel tiro di Mancinelli che usa la sua mano sinistra ma arriva all'errore, la transizione. Julian Stone, palleggio aperto, si prende la tripla e la mette, bella iniziativa da parte di Julian Stone, ovviamente il tiro se l'è costruito tra la prima e la seconda esperienza in maglia oro granata, qui butta il pallone all'Ortica e Robertson lo recupera la difesa dell'Umana Reyer, il pallone per Udano, difese veramente intense sia sul fronte che sull'altro, va Udano che attacca Robertson, lo scarico per Watt, ultimi 11 secondi dell'azione, si riparte da Tonut che guarda proprio il cronometro, va dentro e subisce il fallo, attenzione, il fischio è tra Mancinelli e Robertson, è andata bene a Fortitudo che non sia fallo di Mancinelli. Sì, fa bene comunque Tonut, fa bene Venezia a cercare anche la via del canestro, guardando Stone sicuramente gli si chiede anche qualcosa di più in attacco, come difensore lo sappiamo può essere incredibile, però anche il suo porto in attacco diventa importante. Riparte dunque l'Umana Reyer con 14 secondi sul cronometro d'azione, ne ha soltanto 7 adesso, ci prova Tonut da 3 punti, rimbalzo lungo nelle mani di Julian Stone che mette pallone per terra, un altro in 14 secondi per l'attacco degli oro granata, ancora Stone, ancora da 3 punti, questa volta dalla punta l'errore, il rimbalzo di Sim che anticipa Udano e consegna a Fantinelli per la transizione. Fortitudo sotto di 2, Pompea che
porta a casa il fallo di Ike Udano, è il primo di Udano, è il secondo di squadra per l'Umana Reyer, così come due inaspesi la Fortitudo Pompea, sostenuta alle nostre spalle dal rumorosissimo pubblico della Fossa. Il pallone messo a terra da Aradori, Mancinelli sotto per Sims, si prende il tiro dalla media, lo mette con mano docile in faccia ad Udano e dunque è parità a quota 8 mentre ci avviamo alla metà del primo quarto. Julian Stone chiama Mitchell Watt per il blocco, poi va dall'altra parte, ancora il pallone sul perimetro per Watt, Tonut, blocco del numero 50, poi lo scarico in angolo con Udano che viene fermato da Mancinelli in maniera regolare e dunque concede 4 secondi soltanto all'attacco dell'Umana Reyer. Una rimessa veloce, come dovrà essere veloce il tiro, si parte dalle mani di Julian Stone dal fondo del campo sotto il canestro della Fortitudo. Stone guarda il piazzamento dei compagni, serve per il tentativo da 3 punti a segno di Jeremy Chappell, altro giocatore che ha segnato dei canestri veramente incredibili come la tripla dalla tre quarti difensiva a Trieste. E Chappell, terza bomba per l'Umana Reyer che ha 3 punti di vantaggio, ha uguagliato dunque il massimo margine sulla Fortitudo che attacca con Aradori al limite dell'infrazione di passi, ma c'è il recupero da parte di Chappell che dimostra non solo di essere un tiratore ma anche un grandissimo difensore. Siamo entrati nella seconda metà del primo quarto, Udano accelera e gli viene tolto il pallone, 2 tiri liberi in arrivo, secondo fallo di Mancinelli e come dicevi tu ogni fischio contro la Fortitudo rischia di essere un macigno per la Pompea. Sì, anche perché no, appunto... il fallo intanto è di Sims comunque. Ah, ok. Sì, adesso nel replay si vede nettamente, fa fatica Venezia a servire Watt. Sono curioso di vedere, visto che l'ha sperimentato tante volte, se poi ci sarà il doppio centro, ovvero se De Raffaele schiererà Watt da 4 con Widmar da 5, se il giocatore di Goodyear avrà più spazio, perché finora abbiamo fatto fatica a servirlo, però tra un buon tiro dalla lunga e qualche buona penetrazione comunque Venezia sta giocando con grande intensità. Ti dirò di più, secondo me Watt sta giocando da 4 in questo avvio di partita. Intanto 2 su 2 di Ike Udano che ha grande d'utilità e dunque come si vede gioca lui al centro dell'area e lui sulle tracce di Sims. Più 5 massimo vantaggio per l'Umana Reyer, sono entrati Cinciarini e Lönen per la Fortitudo, praticamente gli unici due veri cambi che ha a disposizione Antimo Martino. Sims sbaglia il rimbalzo di Julian Stone che mette il pallone a terra, supera la metà campo, aggressiva ancora una volta la difesa della Fortitudo. Vedremo quando si schiererà a zona, perché quando sei corto in panchina logicamente la zona è una soluzione. Il duello tra Lönen e Watt che usa il piede perno e porta a casa il fallo del bonus della Fortitudo, il primo fallo di Lönen che chiaramente è un 4 decisamente più puro rispetto a Mitchell Watt che è un 4-5, ma ovviamente ci mette tutta l'esperienza e porta a casa il fallo Mitchell Watt. Sì, in effetti prima spesso era marcato da Sims e lì fa un po' più di fatica contro Lönen, il suo movimento molto aggraziato con grande coordinazione poteva portare il canestro o comunque c'è avuto un fallo per fermarlo. È entrato Michael Bramos, il capitano, al posto di Stefano Tonut e Mitchell Watt segna il primo tiro libero allungando ulteriormente per l'Umana Reyer che ha 2 possessi pieni di vantaggio più il secondo libero per arrivare a 3 possessi con la Fortitudo già in bonus a 4-16 dal termine del primo quarto. Mitchell Watt sbaglia il secondo, ma c'è il rimbalzo offensivo di Julian Stone e la tripla di Jeremy Chappell. Azione da 4 punti al contrario per l'Umana Reyer e time out obbligato per la Fortitudo, perché l'Umana Reyer punto su punto senza fare nulla di trascendentale dal punto di vista delle accelerazioni ma giocando con costanza ha già 9 punti di vantaggio. Beh, quell'intensità che probabilmente veramente fa cambiare le cose. Anche in tante partite abbiamo visto tiri aperti che sono usciti fuori. Quando però invece giochi con questa determinazione che vediamo soprattutto in difesa, poi in attacco hai ritmo, hai
confidenza e quindi anche tanti tiri, anche comunque bravissimo qui Udano, non quella che abbiamo appena visto, a lottare sotto canestro, anche lui un po' alla volta si sta facendo prezioso per l'Umana. Sappiamo che non ha iniziato bene, ma approfittando anche un po' di questo periodo in cui per acciacchi vari è diventata quasi scelta obbligata, comunque sta crescendo e integrandosi meglio nel gioco di De Raffaele. È già in campo la Fortitudo, 2 squadre col tricolore sul petto, dobbiamo dirlo, perché la Fortitudo neopromossa in Serie A ha vinto il titolo dilettante, il titolo vero, chiamiamolo così. Comunque lo scudetto merita anche quello di Bologna, è quello che è sul petto dell'Umana Reyer, che ha 9 punti di vantaggio e continua a giocare con intensità, con il pressing. Adesso di Stone su Fantinelli che scivola sul parquet, gli strappa il pallone Julian Stone, la transizione dell'Umana Reyer. Bramos, Stone che non mette palla a terra, cerca l'assist per Mitchell Watt, l'ultimo tocco secondo me era di Sims, anzi vediamo Fantinelli, sì, molto corretto, che va ad autoaccusarsi. Bravissimo Fantinelli, rivediamo ancora. Il tocco era evidente, era sfuggito agli arbitri, ma mi piace la sportività di Fantinelli. Non è una cosa comune, quindi va sicuramente sottolineata. Watt è riuscito a togliersi quando ha visto che il pallone non era gestibile. Dunque 18 secondi per l'attacco dell'Umana Reyer, chiama lo schema difensivo dalla panchina Antimo Martino per la Pompea Fortitudo, che rischia di andare sotto un ritardo in doppia cifra. 12 secondi per l'azione di tiro dell'Umana Reyer. Julian Stone, scarico per Bramos, spalle canestro Watt che finge lo scarico, 5 secondi, uso del piede perno, attenzione, e arriva l'infrazione di passi da parte di Mitchell Watt. L'ha tenuto troppo a lungo quel perno, diciamo sì, così. Come dicevo prima, se trova Lunen è una cosa, se trova Sims è davvero un'altra cosa. Poi magari il braccio non era proprio perfettamente verticale, ma ci sta tutto. In campo De Nicolao, votato secondo me molto giustamente da parte del pubblico dell'Umana Reyer, l'MVP del mese di dicembre. Aradori si fa largo su Watt che riesce a reggere in difesa, ancora i cambi difensivi dell'Umana Reyer. Cinciarini per Sims, fa saltare addirittura 2 avversari ed Henry Sims mette dentro il canestro, che torna a muovere il punteggio per la Fortitudo, adesso sotto di 7. È arrivata a più 9, massimo vantaggio l'Umana Reyer, che è pronta a mettere in campo Mazzola, ma è ancora in attacco a 3 minuti dal termine del quarto. La tripla aperta di Michael Bramos, troppo facile per lui, e ovviamente la sbaglia con rimbalzo ancora una volta di Sims. Cinciarini a portare avanti il pallone oltre la metà campo, il blocco di Sims, sta arrivando anche il tempo di Figlioi. Cinciarini, il tiro dalla media, piccolo parziale per la Pompea Fortitudo, 17-12, meno 5 per gli ospiti in questa seconda giornata del girone di ritorno della Serie A di basket. De Nicolao per Bramos, Watt marcato da Fantinelli, riceve e poi il backdoor di Bramos, lo scarico per Udano, il fallo di Cinciarini che prima fa una smorfia ma poi è costretto ad ammettere, eravamo a pochi centimetri, il fallo c'è tutto. Gli ha proprio chiuso la strada. È buona comunque la circolazione di palla dell'Umana, la pazienza nel cercare la soluzione migliore. Ha preso anche una bella botta Udano, mentre come avevi annunciato tu ci sarà poi il cambio, c'è Figlioi, eccolo che è pronto a entrare per De Nicolao. No, Figlioi ha preso il posto di Ceppel. Ah no, di Ceppel, scusate. Sì, è un po', diciamo, visti... esatto. De Nicolao stava parlando con il coach De Raffaele, prende un po' il posto di Cerella, diciamo un po' nelle rotazioni abituali dell'Umana Reyer. 1 su 2 di Udano e rimbalzo offensivo ancora una volta dell'Umana Reyer, che dopo un 1 su 2 dalla lunetta ha un extra possesso con 14 secondi. Watt sotto per Udano e vediamo il fallo di Sims. E ancora Udano che porta a casa il fallo, e primo giocatore a 2 falli è proprio Henry Sims, che assieme ad Aradori il più pericoloso dell'attacco della Fortitudo. Sicuramente Venezia sta giocando molto bene sui punti deboli della Fortitudo, e ovviamente Udano con la sua fisicità, il suo atletismo può tenere passo a Sims. Magari un po' di sedute di tiri liberi non sarebbero male.
Diciamo che era partita ottimamente il Manarair dalla lunetta, però sono seguiti poi 3 errori e l'ennesimo 1 su 2 che fa 19-12. Entra Valerio Mazzola al posto proprio di Udano e cambio anche per la Pompea Fortitudo, fuori Sims e dentro Mancinelli. Dunque adesso vedremo come giocherà sotto canestro la Fortitudo, che manca proprio di Daniel sotto le planche, oltre che Stivcevic sugli esterni. Lönen e Mancinelli, chiaramente nessuno dei due è un centro e dunque dovrà cercare di sfruttarlo in attacco questo mismatch. Lumana Reyer, che comunque adesso è in difesa. Fantinelli per Lönen, palla sotto per Mancinelli, velocità di circolazione, sbaglio però nell'appoggio al tabellone e nuovo possesso per Lumana Reyer con Andrea De Nicolao. Per Mazzola nuovamente il vice capitano De Nicolao con il blocco di Watt che poi rolla, ma De Nicolao ha spazio, appoggia al tabellone e trova il canestro che fa nuovamente più 9 per Lumana Reyer. Fantinelli, scarico per Mancinelli che segna, subisce il fallo e si arrabbia moltissimo, non con gli arbitri ma con il proprio giocatore che ha commesso questa ingenuità, coach Walter De Raffaele. Sì, ha avuto troppa vita facile, lo rivediamo qui, fallo di Mazzola quando ormai Mancinelli era lanciato a canestro, quindi ben difficilmente poteva cercare di impensierirlo. Sì, come dicevi tu, ovviamente uno dei problemi grossi e si dovrebbe sentire ancora di più adesso quando è uscito Sims è proprio sotto le planche e adesso è il momento di servire Watt, perché sicuramente può fare male contro i rispettivi avversari. È rientrato Robertson al posto di Fantinelli per la Fortitudo, che è sotto di 6, pallone nelle mani dell'Umana Reyer, buona circolazione. Mazzola prova a rifarsi dell'errore commesso in difesa, ma sbaglia la tripla rimbalzo proprio di Mancinelli, che ha già servito per Robertson, il blocco di Lönen, ma si rimane sul perimetro dall'altro lato con Aradori. Il fallo di Michael Bramos, il fallo del bonus per l'Umana Reyer, il primo del capitano Oro Granata, con il time out richiesto da coach Walter De Raffaele, perché ci sarà la rimessa per la Fortitudo, che però si è riavvicinata a -6. Probabilmente secondo me dirà proprio questo: cerchiamo di andare dentro con questo assetto, perché la Fortitudo può sfruttare la velocità, l'Umana Reyer può sfruttare i chili. Sì, in questo momento c'è certamente questo vantaggio. In realtà questo assetto della Fortitudo l'ha resa anche forse un po' più dinamica in attacco e quindi stiamo facendo un po' fatica a contenere il gioco di Bologna, però certamente queste ultime paio di azioni bisogna cercare di arrivare fin sotto le planche, anche perché, lo ripetiamo, l'abbiamo detto fin dall'inizio, ma la cosa, come dire, si sta dimostrando in tutta la sua esattezza. La situazione falli può essere veramente determinante, sta cominciando a pesare, ha dovuto chiamare dentro Sims anche per i falli nell'arco della partita con una squadra con praticamente 7 effettivi. Non è facile. Vediamo se funziona come coi tiri liberi. Aradori per ora solo 2 tiri e solo 2 punti. Io ho paura in questo minuto e 14. Aradori è giocatore che nei finali di tempo riesce sempre a dare il massimo, lo dico proprio per cercare di esorcizzarlo, però è da temere il giocatore che adesso va a ricevere il pallone per la rimessa dopo il time out. Lumana Reyer, che ha messo in campo proprio Gasper Widmar proprio per sfruttare al massimo questo assetto spesso soprattutto sul fronte offensivo. Robertson, pallone per Lönen, che ha di fronte Mazzola. Anche Lumana Reyer è arrivata al bonus e c'è la difesa pulita di Andrea De Nicolao, che anticipa Robertson e con l'aiuto di Mazzola porta in attacco Lumana Reyer quando siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco nel corso del primo quarto. Bramos per De Nicolao, che ha spazio, si prende la tripla, non ne era convinto, ma del resto non poteva non prendersela una volta che si è trovato in quell'opportunità. Ecco Aradori che prova a caricarsi l'attacco della Fortitudo sulle spalle. Se stavi zitto forse era meglio. Diciamo che sono stato facile profeta, dai. Ho cercato di esorcizzarla sottolineando come Aradori sia un giocatore che nel finale si carica le responsabilità della propria squadra sulle spalle. Intanto trova il -4 per la Fortitudo con Widmar che attacca Lönen, usa il piede perno, lo scarico per De Nicolao, un movimento di De Nicolao, poi Figlioi che recupera il pallone, gran recupero di Ariel Figlioi, discrepanza di 1,5 secondi circa tra il cronometro dell'azione e quello della partita.
partita, ma ovviamente Lumana Reyer vuole ragionare, potrebbe essere comunque l'ultimo possesso del primo quarto. De Nicolao in angolo per Ariel Figlioi sul primo ferro, rimbalzo Fortitudo che non riesce nemmeno a tirare, dunque dopo i primi 10 minuti è in vantaggio Lumana Reyer, ma solo di 4 punti. Lumana Reyer Venezia 21, Pompea Fortitudo Bologna. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. 17. Lumana Reyer che aveva preso il massimo margine sul 17-8, poi ritoccato sul 21-12, è arrivato il finale di 5-0 per la Fortitudo, appunto con il gioco da 3 punti Macinelli, il canestro di Arradori, ma soprattutto gli Oro Granata sono praticamente 2 minuti che non segnano. Sono errori che, o meglio, passaggi nelle gare dell'Umana Reyer che si ripetono in questa stagione. Non vuole evidentemente mai ammazzare la partita, chiamiamola così, cercando di guardare il bicchiere mezzo pieno. Sì, abbiamo perso un po' di ritmo, è coinciso soprattutto, e bisogna dirlo, con l'uscita di Udano, 0 su 0 il tiro da 3 per Bologna, questo è un dato importante. E noi 4 su 11. 4 su 11 che era buona, si è un po' sporcato, ma è un'ottima media, però sicuramente sì, abbiamo perso qualcosa nella fluidità del gioco d'attacco e un pochino anche in difesa, ma era difficile pensare che questa fosse una partita chiusa nei primi 10 minuti. Le due squadre in classifica sono a pari punti, 9 vittorie e 8 sconfitte per entrambe, e certamente Bologna sta facendo un ottimo campionato. Ovviamente per noi Fortitudo è anche un glorioso passato, però bisogna ricordare che questa è una squadra che arrivava dalla 2 e ha fatto un'ottima prima parte di campionato. Ed è strano proprio quella percentuale che ti ho sottolineato, Andrea, facendotela dire, del tiro da 3 punti, perché la Fortitudo non ha preso nemmeno un tiro da 3 punti, eppure è una squadra molto esterna in questo momento. L'Umana Reyer ha preso 11 tiri da 3 e 4 da 2, pur avendo una squadra che dovrebbe invece andare sotto, e forse anche un po' l'accontentarsi, che non dovrebbe vedersi in una partita come questa. Beh, diciamo che è sempre un po' un dubbio, perché l'Umana tira moltissimo da 3. Ci sono situazioni in cui il tiro è giusto, abbiamo visto anche prima De Nicolao da solo cosa fa, non tira, deve tirare, però dovrebbe sicuramente cercare di aumentare i palloni dentro. Vedremo quale sarà il piano partita in questo secondo quarto, che comincia con la Pompea Fortitudo in attacco. Il cambio di direzione di Cicciarini, che perde la maniglia sulla buona difesa di Ariel Figlioi. Ancora Figlioi che va via, Cicciarini
pallone sul perimetro per Mazzola, ancora Figlioi marcato da Cinciarini, il blocco di Widmar, lo scarico sul lato debole per Bramos che prende la linea di fondo campo, alza la parabola all'errore, la lotta a rimbalzo senza saltare, Widmar recupera il pallone, serve per Ariel Figlioi. Un attacco per Lumana Reyer che ha già preso 5 rimbalzi in attacco, sbaglia con Figlioi, l'anticipo di Mancinelli che consegna il pallone ad Aradori e Cinciarini supera la metà campo, poi marcato da Mazzola, viene aperto il palleggio, lo scarico per Mancinelli, poi Robertson con Mancinelli adesso affrontato da Ariel Figlioi, il fallo di Ariel Figlioi e continua il momento senza canestri del Lumana Reyer, anche se a cavallo tra i due quarti, anche se per ora non ha segnato nel quarto neanche Bologna, ed è pronto a rientrare Mitchell Watt, scelta abbastanza obbligata perché Widmar sì, infatti stavo guardando prima se Watt fosse sul cubo del cambio, perché secondo me è fondamentale, perché riesce a dare moltissimo in difesa ma riesce anche a dare moltissimo in attacco e contro Lunen e Mancinelli può fare la differenza. Dopo darò un'altra statistica, ma intanto seguiamo il gioco. Aradori marcato da Bramos, chiude tutti gli spazi in difesa Lumana Reyer. Cinciarini, ancora lui che cambia direzione su Figlioi, il tiro dalla media e il canestro di Cinciarini che fa -2 per Bologna ed è 21-19. Guardavo Lumana Reyer, di quei 4 tiri da 2 punti nessuno da sotto, perché quest'anno abbiamo le statistiche divise come era un tempo, da sotto e da fuori, nessun tiro da sotto, e questo è veramente un dato particolare. Vediamo, questo potrebbe essere il primo tiro da sotto, ma sbaglia il sottomano De Nicolao che poi ruba il pallone, e poi il tuffo di Mancinelli che secondo me spende fallo su De Nicolao. Comunque non arriva il fischio. Dall'altra parte la Fortitudo che ha il pallone per il pareggio. Robertson, la stoppata di Watt, anche qui ci stava forse il fallo, non c'è invece il fischio da parte degli arbitri. La tripla di Ariel Figlioi a segno da 3 punti Figlioi per interrompere dopo 4 minuti la astinenza offensiva del Lumana Reyer, che ricaccia indietro Bologna, -5. Bologna pronta ad inserire Fantinelli, ma in attacco ancora con Robertson. L'uscita di Bramos che sta marcando Aradori, rolla Lunen, la palla arriva a Mancinelli che esplora da 3 punti, l'errore De Nicolao, anticipa Robertson e va al contropiede, scarico per Bramos che finge la tripla, si va invece da Mitchell Watt, dentro fuori, extra passaggio per Ariel Figlioi, l'errore, la lotta a rimbalzo, segna Michael Bramos e no, viene fischiato un fallo in attacco a Michael Bramos. Peccato, sarebbe stata una giocata di quelle strepitose. Vediamo il tiro di Figlioi, ma l'inquadratura è alta per cui si vede solo l'ultima parte dell'azione. È possibile che abbia spinto da dietro mentre si fa medicare una mano De Nicolao, che probabilmente ha preso una botta. E infatti è rientrato Jeremy Ceppel al posto di De Nicolao, dunque Figlioi va a fare il playmaker dall'altra parte ed è pronto adesso Stone. C'è Fantinelli al posto di Aradori, Mancinelli, lo scarico per Cinciarini che alza un tiro, praticamente ha lasciato il pallone, non ha tirato Cinciarini, è trovato un canestro incredibile, sono già 6 punti per Cinciarini e torna ad un solo possesso, anche se sono 3 punti di ritardo per la Fortitudo. Pronto ad entrare Stone, Mazzola in punta per Figlioi, almeno inizialmente zona per la Fortitudo. Ceppel, il pallone per Figlioi, poi Bramos che va su e subisce il fallo da parte di Fantinelli. 2 tiri liberi, è il primo fallo di Fantinelli. Michael Bramos voleva rifarsi, si è visto. Tra l'altro ovviamente essendo un giocatore con quella mano dalla lunga, se lui finta il tiro il difensore deve adeguarsi e poi lui ha la possibilità di batterlo sul primo passo. 2 tiri liberi per Michael Bramos. Stone è sempre sul cubo del cambio, sbaglia però il primo tiro libero Bramos. Forse sarà proprio Bramos ad uscire con Stone in campo da numero 3, ovviamente in caso di realizzazione da parte del capitano dell'Umana Reyer, che è il primo dell'Umana Reyer a raggiungere 2 falli per la Fortitudo. C'è Sims, invece 0 su 2 ancora di Bramos. Ci sono i suoi genitori presenti oggi al Taliercio e saranno sorpresi anche loro di vedere quello che sta purtroppo diventando una costante nelle ultime partite, dopo essere una macchina anche dalla lunetta. Sta sbagliando ultimamente
molto dai tiri liberi. Al 72% in campionato, non è così bravo dalla lunetta come dall'arco. Intanto Robertson, la prima tripla della Fortitudo ed è il pareggio a quota 24 con Watt che va a attaccare Mancinelli. Credo che il canestro non sia valido, ma c'è il secondo fallo di Mancinelli. Adesso può entrare in campo per l'Umana Reyer Stone. Vediamo se è proprio Bramos ad uscire. No, è Mazzola. Dunque quintetto abbassato anche dall'Umana Reyer che giocherà anche se con Stone abbassare il quintetto è un modo di dire. Diciamo un fattore legato a quelle che sono le etichette che si danno ai giocatori, come ruolo rimessa rischiosa dell'Umana Reyer per non spendere infrazione di 5 secondi. Bravo Fantinelli a intercettare, a deviare il pallone per la nuova rimessa, questa volta dal centro del campo affidata alle mani di Julian Stone. Fortitudo che è tornata al pareggio a quota 24, dopo andrò a cercare quando è stato l'ultimo pareggio, ma credo che sia sull'8 pari. Dunque la rimonta di Bologna, mentre Ceppel ci prova dall'angolo e continua la mano calda di Jeremy Ceppel per rifare più 3, 27-24, già 9 i punti di Jeremy Ceppel per l'Umana Reyer. Robertson per la partenza di Mancinelli che sbaglia, un saltello in partenza che poteva anche sembrare infrazione di passi perché non era propriamente dinamico, comunque gli arbitri hanno sorvolato, ma è arrivato l'errore da parte del capitano della Fortitudo. Figlioi, il blocco di Watt, il tiro di Ariel Figlioi, è un cross, il recupero di Stone, fuori per Ceppel, ma ovviamente non c'è riciclo del cronometro dell'azione. 6 secondi per Mitchell Watt che prova ad attaccare Mancinelli, si prende il tiro da fuori, Lönen butta letteralmente fuori dal campo Michael Bramos, nessun fischio, c'è invece il fischio su Jeremy Ceppel che porta a casa anche una botta sui denti spendendo il fallo su Cinciarini. Primo fallo di Ceppel ed è pronto ad entrare anche il giovane dell'Osto, se non vado errato, per Bologna. Sì, e Tonut per Venezia. Bravo Ceppel, 3 su 4 da 3, esce Figlioi per l'Umana. Sì, vista da qua sotto la spinta di Union c'era tutta. Classe 2000, Nicolò Dell'Osto, maglia numero 9 della Fortitudo che va a dare un po' di fiato a cercare di allungare le rotazioni. Eccolo qui Dell'Osto che mette il pallone per terra per Fantinelli, va su Fantinelli, appoggia al tabellone. Dunque nuovamente -1 per la Pompea Fortitudo. 27-26, siamo alla metà del secondo quarto. Julian Stone chiede spaziature ancora ai compagni, serve per Michael Bramos, il consegnato per Tonut, marcato dal giovane Dell'Osto, il blocco di Watt che viene adesso marcato da Dell'Osto. Al limite del fallo la difesa del numero 9, arriva l'aiuto di di Robertson, scusate, vediamo il fallo, credo sia proprio di Dell'Osto e sarà il fallo del bonus, se non vado errato, per la Fortitudo, no, il terzo fallo della Fortitudo, così come l'Umana Reyer, e si andrà in lunetta per diciamo che il fallo secondo me c'era già quando ha ricevuto palla Watt. È difficile per i giocatori di Bologna senza Sims arginare Watt se prende spazio sotto le planche. Ora c'è anche Udano però continua la Fortitudo a tenere Sims in panchina. Ovviamente cerca di approfittare l'Umana Reyer delle rotazioni limitate della Pompea, segna il primo tiro libero Mitchell Watt, se non vado errato sono 6 punti per lui, secondo libero per il numero 50 con già coach Walter De Raffaele che chiama lo schema difensivo prima dell'esecuzione del suo centro dalla linea della Carità. Fa 2 su 2 Mitchell Watt e dunque 29-26 più 3, possesso pieno di vantaggio per l'Umana Reyer. Ora in difesa con Cinciarini per Robertson, marcato da Ceppel, mette il pallone per terra, il blocco di Lönen. Robertson ci prova ancora una volta da 3 punti, l'errore, il canestro, scusate, il rimbalzo di Stone che anticipa Lönen, a testimonianza di come sia assolutamente atipico il giocatore numero 5 dell'Umana Reyer. Lo scarico per Jeremy Ceppel che perde le gambe al momento del tiro, c'è il contropiede per Bologna e la palla recuperata da Julian Stone che poi finisce sui cartelloni pubblicitari sotto mano di Fantinelli. Probabilmente un fallo, siamo dall'altra parte del campo, l'idea era quella da lontano. Diciamo che l'idea è quella, il pubblico è sicuramente di quell'idea perché si era presa parecchio per il non fischio
speriamo poi di avere magari un replay di poterla rivedere meglio. Cambia poco, un punto di vantaggio per l'Umana Reyer a meno di 4 minuti dalla fine. Ike Udano va ad attaccare la linea di fondo marcato da Lönen, lo scarico che arriva in parterre e c'è il cambio. Aradori torna in campo, ovviamente è stato un po' a rifiatare, prende il posto di Cinciarini, cerca, ripetiamo ancora una volta, eccolo qua il replay. Abbiamo visto un po' di ritardo, non c'è sì. sicuramente fallo i Campanelli. No, comunque è chiaro che i suoi due giocatori principi, Aradori e Sims, vengono centellinati in campo. Bologna ha avuto un punto di vantaggio solamente in avvio di partita sul 6-5, adesso ha il possesso per portarsi avanti. Aradori marcato da Udano, il pallone per Lönen, la stoppata di Mitchell Watt, la palla recuperata da Tonut e poi da Stone che guida la transizione, serve a Mitchell Watt, spalle a canestro. Ancora Mitchell Watt guadagna il pitturato e l'uso della mano sinistra micidiale Watt da quella posizione, da quella mattonella. Il gancio dopo la stoppata di Watt su Lönen da 3 punti e adesso arriva qualche fischio dagli spalti e dunque ovviamente gli arbitri lo segnalano ancora al tavolo. Lönen per il tiro da 3 punti di Robertson e torna in parità con le triple di Robertson, 2 triple 6 punti e 31 pari a 2,42 dalla fine del primo tempo, partita assolutamente in equilibrio. Chappell per Stone, il movimento di Watt che riceve spalle a canestro marcato da Martin Lönen, mette il pallone a terra, va dentro Watt ancora con la mano sinistra, sembra una pallina da tennis quel pallone da basket, Ma una controllo del finger rolling pazzesco, qui fallo tutta la vita di Chappell su Aradori, ha quella capacità di restare quell'attimo in aria, di lasciare morbidamente la palla, che è davvero una gioia per gli occhi, e Watt in queste situazioni qua è davvero immarcabile perché non ci arrivi. Doppio cambio per l'Umana Reyer, dentro Bramos e De Nicolao per Stone e Chappell con la Fortitudo a -2, ancora in attacco con Aradori alla rimessa, 2:13 da giocare. Robertson, attenzione, quella è la sua mattonella. Lönen, il backdoor con il sottomano da parte di Dell'Osto, gran giocata da parte della Fortitudo e del giovane Dell'Osto che dimostrerà di essere sicuramente un ottimo prospetto, trovando il rovesciato del pareggio sul 33 pari a meno di 2 minuti dal termine del primo tempo. Bramos, il pallone per Mitchell Watt marcato da Lönen, il movimento di Bramos, tocca con un piede Fantinelli, poi ci si tuffa sul parquet sia da una parte che dall'altra. La buona apertura di De Nicolao per la tripla di Stefano Tonut, il canestro di Tonut ridà il +3 all'Umana Reyer, 3-6, 3-3, 1 minuto e mezzo da giocare. Robertson, la gran difesa di Ike Udano che poi perde la maniglia e si arrabbia De Raffaele con il time out richiesto dalla panchina Fortitudo. Niente, non vuole ammazzarla la partita l'Umana Reyer, gran difesa. Sì, bravo, poi si è fatto ingolosire dal coast to coast Ike Udano, che probabilmente se riusciva a contenere quella palla arrivava con una schiacciata memorabile, però peccato perché un momento positivo è sfumato così. 3-6, 3-3, 1-24 da giocare nel corso del primo tempo. Umana Reyer che aveva preso 2 volte 9 punti di vantaggio, la Fortitudo ha ricucito dopo un primo quarto in cui non aveva praticamente mai colpito da 3. Sono arrivate le triple di Robertson e bisogna stare attenti perché mancano ancora i punti di Sims, che non è stato praticamente mai impiegato nel secondo quarto. Se non vado errato, quanti minuti hai sullo score? Nel primo quarto è stato in campo per 7 minuti e mezzo, credo che non ne abbia calcato neanche uno nel secondo. Infatti 7 e mezzo, confermo 7 e mezzo. E quindi logicamente è un'arma in più per la Fortitudo nel secondo tempo, è riuscita a far fronte la Pompea Fortitudo. L'Umana Reyer deve cercare in questo minuto e 24 di mantenere il vantaggio, non solo
Stavo guardando la statistica, Venezia che tira 4 su 12 col 33% da 2 e il 47% da 3, 7 su 15. Al di là del numero di tentativi, anche come percentuali è una cosa stranissima. Torniamo a seguire il finale di questo primo tempo. Lönen, il pallone per Aradori e gran difesa di Ike Udano che regge ancora contro Aradori. Poi attenzione, 10 contro 10, ma Lönen contro De Nicolao è una mismatch favorevole a Bologna, che trova l'assist per Robertson per fare 36-35, un punto da recuperare per la squadra di Antimo Martino, con Valerio Mazzola, se non vado errato, sul cubo del cambio dell'Umana Reyer, comunque già in attacco nell'ultimo minuto di gioco. De Nicolao per Bramos, ancora Andrea De Nicolao che si sente caldo, ma il suo è un tiraccio, poi segue De Nicolao, recupera il pallone, ultimi 3 secondi, Watt riesce a colpire il ferro, arriva l'errore, il rimbalzo di Lönen e la Fortitudo ha il possesso per passare in vantaggio. Lönen per Aradori e il movimento di Fantinelli, il fallo speso dalla difesa con Andrea De Nicolao, si andrà in lunetta, dalla lunetta potrà addirittura passare in vantaggio la Fortitudo Pompea e ovviamente non c'è da essere molto contenti. No, qui tutto sommato qualche opportunità c'è stata, non gestita benissimo, però è incombiabile l'attenzione e la voglia di De Nicolao, che dopo un tiraccio da 3, bisogna dirlo, però ha avuto la voglia di andare a correre, andare a recuperarla, purtroppo poi Micevoto non l'ha trasformata, intanto pareggia la Fortitudo. E al secondo tiro libero per riportare in vantaggio dopo quel 5-6 iniziale la Pompea. Fantinelli fa 2 su 2 ed ecco il vantaggio Fortitudo, 3-6, 3-7, 30 secondi da giocare, dunque c'era un tiro per l'Umana Reyer, un tiro probabilmente anche per Bologna. Mazzola consegnato per Tonut che accelera, cerca il sottomano, l'errore, il pallone è per la Fortitudo con Dell'Osto per Aradori che finge la tripla, poi se la prende, la sbaglia, il rimbalzo di De Nicolao, qui ha sbagliato Aradori anche nella scelta di come gestire l'ultimo possesso. Buon per l'Umana Reyer che ha l'opportunità di andare in attacco. Tonut, Mazzola, Bramos dall'angolo, il capitano, l'errore va su De Nicolao, l'errore, e dunque dopo il primo tempo il vantaggio della Pompea Fortitudo. Umana Reyer 36, Fortitudo 37, noi ci sentiamo per il secondo tempo. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Fortitudo su 7 e quindi col 29%, ma la percentuale da 2 è totalmente opposta, 10 su 17 per la formazione Felsinia e 4 su 11, quindi il 36% da 2, che è normalmente con maggiori percentuali per l'Umana. Si equivalgono nei rimbalzi, 18 rimbalzi per parte. Diciamo che una sfida individuale, si affrontano il secondo e il quinto miglior stoppatore del campionato, ovvero Sims e Watt. È sicuramente in questo momento in vantaggio Watt, che ne ha messe già a segno 2 delle 4 totali dell'Umana contro le 0 totali della Fortitudo. Watt che è anche il miglior marcatore dell'Umana, 10 punti, l'unico in doppia cifra, anche se c'è Cepper con 9 e poi c'è Udano con 6, mentre dall'altra parte il miglior marcatore è Robertson, che ha 2 su 3 dalla lunga, e sono i 2 tentativi messi a segno da Bologna. Diciamo che l'Umana Reyer è sempre stata praticamente in vantaggio, ma non è mai riuscita a mettere inerzia sulla partita, prima per quel
Dimenticanza offensiva per 4 minuti che ha permesso al Fortitudo di rientrare fino al pareggio a quota 24 dopo 3 minuti e mezzo nel corso del secondo quarto. Poi un margine che è sempre stato costante ma senza mai dilagare, 1, 2, 3 punti al massimo, e nel finale Bologna è riuscita a prendere questo punto di vantaggio che ovviamente non è assolutamente nulla di trascendentale, però si diceva anche prima, Andrea, considerate le condizioni di Bologna era lecito attendersi qualcosa di più, ma si sa che Lumanarelli quando le cose sono troppo facili, come i tiri di Bramos, quando sono troppo facili non li mette, quando sono più difficili magari trova la tripla della vittoria. E vedremo ovviamente l'atteggiamento che dovrà avere Lumanarelli in questo secondo quarto, che comincia con il pallone in mano. Il quintetto è quello iniziale anche della partita, con Stone, Tonut, Chappell, Udano e Watt. Udano fuori dall'arco per Stone, cambio difensivo accettato, anzi è forse zona per Bologna, ci prova dall'angolo Mitchell Watt. Aveva cominciato nel primo tempo con una tripla dall'angolo speculare, Mitchell Watt riporta subito in vantaggio gli Oro Granata, 3-9, 3-7 più 2 per la squadra di coach Walter De Raffaele. Robertson prova a giocare a 2 con Sims, che è tornato ovviamente in campo assieme a Mancinelli, Aradori, appunto Robertson e Fantinelli. Il tiro di Mancinelli è una preghiera che però quasi trova il fondo della retina, con Mitchell Watt che è andato a contrastarlo sul perimetro. Tonut accelera, scarica per Watt, ancora per Stefano Tonut, mette palla per terra il numero 7, poi il pallone che non raggiunge le mani di Chappell ma colpisce uno dei 3 arbitri. Arriva la palla persa con coach Walter Raffaele arrabbiatissimo. Il conto delle palle perse vado subito a controllarlo, sono state fino a questo momento solo 5. Lumanarelli che ultimamente aveva perso qualche pallone di troppo, ma diciamo che sono state almeno un paio di palle perse piuttosto banali da parte degli Oro Granata, che adesso danno l'opportunità alla Fortitudo di andare in attacco per pareggiare o passare avanti in caso di tiro da 3 punti. Bella giocata per Sims, bella difesa per Watt. Robertson fa saltare 2 avversari, si prende il tiro da 2 punti ed è il pareggio per la Fortitudo. Robertson arriva alla doppia cifra facendo 39 pari. E si deve dunque ricominciare dopo un minuto e mezzo di gioco nel corso del secondo quarto. Stone sempre di fronte alla zona di Bologna, avevo detto che poteva essere una soluzione per far fronteggiare i falli per la Fortitudo, ma per fronteggiare questo Mitchell Watt c'è poco da fare. Sì, anche perché adesso è andato fino quasi sotto il canestro, ma se tira anche da 3 è difficile contenere questo giocatore. 15 punti su 41 del Lumanarelli messi a segno da Mitchell Watt, che è il top scorer del match, che vede Lumanarelli avanti di 2 punti. Robertson chiede un compagno, lo trova in Mancinelli, poi si fa vedere Aradori, ma la difesa di Chappell è veramente arcigna. Il tiro di Sims, l'errore, il rimbalzo di Watt con Aradori che polemizza con l'arbitro, poi attenzione al pallone toccato di testa da Fantinelli con Chappell che lo lascia uscire dal campo. Una botta per Fantinelli che riesce nell'intento di far tornare la difesa in parità. Vediamo ancora il tocco del pallone sulla fronte di Fantinelli, con la rimessa affidata a Mitchell Watt con 17 secondi per l'azione di tiro. Martino è quasi in campo a difendere con i suoi sul più 2 Lumanarelli. Chappell aspetta l'uscita di Tonut, lo serve fuori dall'arco, il blocco di Udanu, ancora Tonut che si arresta in angolo da Stone, nuovamente Tonut, nuovamente Stone, nuovamente la tripla e l'errore con tocco da parte di Chappell. L'extra possesso per Lumanarelli che riparte dalle mani di Stefano Tonut, la penetrazione, la stoppata di Mancinelli pulitissima e dunque nuovo possesso per la Fortitudo che attacca con Robertson. Pallone sotto per Sims, il duello con Stone che difende in maniera extra aggressiva, ancora Robertson, 9 secondi per il tiro di Bologna, pronto ad entrare Bramos, lo scivolamento laterale di Udano. Sims riesce a trovare il canestro in avvicinamento, ovviamente è un giocatore decisamente diverso da Udano, anche se gli accoppiamenti difensivi sono quelli decisi da parte delle due panchine. Sempre zona per Bologna che ha raggiunto nuovamente la parità. Watt per Stone, il blocco di Mitchell Watt per il playmaker numero 5 che penetra, scarica, Udano da 3 punti, è corto, il rimbalzo di Mancinelli, può passare in vantaggio la Fortitudo che ha avuto al massimo un punto di margine sull'Umanarelli. Fantinelli per Sims, marcato da Udano che riesce a strappare il pallone, poi esce dal campo, pronto ad entrare Michael Bramos. Partita che resta ostica, tanto ostica. No, cosa stavo guardando? L'intensità difensiva, l'attenzione difensiva dell'Umana c'è sicuramente, è più in attacco che stiamo
qui forse se lasciava dare la palla a Udano era rimessa per Venezia, ma giustamente ci ha provato. Difensivamente i cambi, le chiusure ci sono, è in attacco che non riusciamo a essere fluidi. Sono entrati in campo Mazzola e Bramos al posto di Tonut e Udano, e adesso c'è il fallo di Mitchell Watt, è il primo fallo con il corpo da parte di Mitchell Watt. Si andrà in lunetta per Bologna, che ha 5 su 5 fino a questo momento dalla linea della carità. 2 tiri liberi per Mancinelli, rivediamo il replay, bravo a farlo vedere Mancinelli. Sì, qui ha dato tutta l'esperienza, perché ha sentito il corpo di Watt che era fermo con le mani alte, però è andato a incunearsi proprio perché arrivasse il fallo. Nei numeri in sovraimpressione la splendida partita fino a questo momento di Mitchell Watt, i tiri liberi di Mancinelli, avevo detto 5 su 5. Sì, però Mancinelli, adesso te lo dico, sì, non è un grandissimo tiro. Il 50%. Prima ha fatto un 2 su 2, adesso vediamo ancora con il coach Walter De Raffaele che parla credo con un arbitro, non lo vedo al momento. 0 su 2 e dunque si mette perfettamente. Siamo al 50% nuovamente per Mancinelli, e siamo alla Fortitudo che non riesce a prendere quel margine più di un punto, ma l'Umana Rayer ovviamente deve fare di più in attacco. Ceppel, la penetrazione, forse l'infrazione di passi, poi lo scarico, la tripla di Michael Bramos che toglie le castagne dal fuoco. Dicevo prima, o era fallo o era passi, gli arbitri hanno trovato la via di mezzo e comunque Bramos è riuscito a concretizzare, credo che sia zona, no. Sì, zona anche per l'Umana Rayer, zona contro zona, vedremo che cosa ne scaturirà. Mazzola a marcare Sims che viene servito, prova a farsi largo, Sims l'ha stoppata, no, sembrava quasi. Sì, ci ha provato, l'ha sicuramente contrastato bene, però è difficile, appunto, l'abbiamo detto, è uno dei giocatori più produttivi del campionato italiano. Rimane un punto di vantaggio anche per l'Umana Rayer, dico anche per, nel senso che era più 3, adesso è più 1, scarico per Ceppel che ci riprova da 3 punti l'errore, la lotta a rimbalzo, Stone anticipa Sims, poi Mazzola per Bramos, marcato da Mancinelli che riesce a strappargli il pallone capitano contro capitano, e il fallo in attacco di Aradori che cerca di stendere Valerio Mazzola. Eravamo sulla verticale perfetta, un fallo clamoroso questo, quasi antisportivo in attacco, che non esiste mai. L'ha proprio cercato, adesso lo rivediamo qui. L'ha mandato via. Devo dire che in generale il metro di questi arbitri è molto permissivo, secondo me sul contropiede, sull'azione di sviluppo dell'attacco di Bologna c'era fallo di Stone, per dire, però questo non potevano non fischiarlo. Una cosa clamorosa, veramente ha cercato il diretto in faccia nei confronti dell'avversario. Umana Rayer mantiene un punto di vantaggio che rimane sull'errore da 3 punti di Mazzola, continua ad accontentarsi del tiro da 3 punti. Umana Rayer non deve farlo, entrano Cinciarini e Lönen. Sì, è una squadra che tira molto da 3, Mazzola è un giocatore che ha una buona mano, però sì, bisognerebbe forse cercare qualche soluzione in più. Mazzola nell'ultima partita ne ha messi veramente pochi, però poi a un certo punto ha messo 2 bombe consecutive importanti, perché poi alla fine conta anche quando metti i tiri a 3. Diciamo che con la zona è logico che bisogna cercare di attaccarla dal perimetro, però magari qualche movimento in post può mettere in difficoltà la difesa avversaria. Aradori va sul sottomano e torna in vantaggio la Fortitudo, che ha inserito in campo Cinciarini e Lönen, nel prossimo Mancinelli e Richardson, più 1 Pompea con il canestro di Aradori per il 44 Umana Rayer, 45 Fortitudo. Bramos, il pronto a entrare De Nicolao, si va da Stone, non muove la palla sulla zona l'Umana Rayer, prova ad attaccare con Stone, dentro fuori, Mazzola va a attaccare Lönen, passo laterale, fallo tipico e subito se ne accusa Lönen, però falli sono un po' pochini. Però appunto proprio perché anche in un'azione precedente si sarebbe probabilmente accontentato il tiro da 3, e invece comunque anche se non è arrivato il canestro è arrivato un fallo a favore dell'importanza. Ceppel, non Stone, esce, dunque doppio playmaker per l'Umana Rayer, un assetto ancora abbastanza innovativo da parte di coach Walter De Raffaele. La rimessa da Stone a Bramos, a Watt, poi De Nicolao che gioca a 2 con il proprio centro, guadagna il centro dell'area Mitchell Watt, solito gancio mancino, solito canestro di Mitchell Watt, indubbiamente l'MVP della partita
ma non basta, perché un punto solo di vantaggio per Manarelli, 17 messi a segno da Mitchell Watt, 4 minuti da giocare nel corso del terzo quarto, e il fallo credo di Valerio Mazzola, è il secondo personale, secondo di squadra per l'Umana Reyer. Ci sono dei cambi alle viste per l'Umana Reyer, esce Mazzola, entra Widmar, adesso ancora più insolito. Sì, però l'avevo un po' chiamato, l'ha provato in alcune partite e adesso due play, due centri, più esatto. Michael Bramos. E vediamo come lo attaccherà questo schieramento. La Fortitudo, sportellate tra Sims e Watt, si fa l'arco Sims e Watt si fa ingolosire dal pallone, un sorriso quasi beffardo. un poco convinto. Sì, Rivediamo. Sì, perché il primo andare al looking è Stone, poi si aggancia Mitchell Watt. Comunque questa è la decisione arbitrale. Aradori, la rimessa per Sims sul perimetro per Fantinelli. Stone a marcare Aradori, poi esce Lönen e c'è il fischio contro Julian Stone. Io stavo guardando esattamente quello che è successo, la spinta, infatti scuote la testa Stone perché è stato scaraventato letteralmente. Rivediamo il replay contro Aradori da Lönen, errore qui da parte degli arbitri, primo fallo di Stone e bonus speso per l'Umana Reyer, soprattutto a 3:46 dal termine del quarto. Fantinelli per Sims, poi esce per farsi consegnare il pallone il playmaker ex di Treviso Aradori, inseguito sempre da Julian Stone. Lönen va da Cinciarini, ultimi 3 secondi e mezzo per l'attacco di Bologna. Cinciarini marcato da Bramos, la stoppata di Bramos, il pallone recuperato dagli Oro Granata che hanno un punto di vantaggio, palla in mano, 3,5 scarsi da giocare nel corso del terzo quarto. Michael Bramos si arresta, gioca con Watt, pronto a entrare Ceppel, Watt da 3 punti, stavolta l'errore, tocca Stone, il pallone però è nelle mani di Fantinelli. Nuova opportunità per la Pompea di passare in vantaggio. Lönen, Sims, la gran difesa di Widmar, litiga col pallone Stone ma riesce a prenderlo con gran velocità. Difesa ovviamente però già schierata per la Fortitudo che mi pare adesso sia a uomo con Aradori su De Nicolao, strano abbinamento, poi Stone in angolo per Watt che va via a Lönen, gran partenza di Watt, poi l'extra possesso, extra passaggio, ultimi 3 secondi, attenzione Stone da 3 punti, l'errore, c'è anche, sarebbe l'infrazione di 24 secondi, non viene sanzionata perché la palla è nelle mani di Aradori che va dall'altra parte del campo, il fallo di Andrea De Nicolao, si andrà in lunetta e bravissimo anche qui Aradori a far vedere il secondo fallo di Andrea De Nicolao. Qui ha fatto la spintina ma l'ha fatta molto meglio, e poi è arrivato il time out Umana Reyer, quindi Andrea possiamo dare un po' una lettura di questo secondo tempo, partita rognosa, la definirei così. Ma non è una partita facile, lo sappiamo, anche all'andata è arrivata una sconfitta, nonostante appunto le poche forze a disposizione, Bologna le sta gestendo bene. A caso, tra le 3 neopromosse è l'unica ad aver centrato, tutte e 3 ottime la prima stagione in Serie A, sia Bologna sia Roma che Treviso, ma l'unica ad aver centrato la Final 8 è Bologna e non è un caso. Sì, no, ma è chiaramente una buona squadra e finora è stato bravo Martino a gestire appunto le forze che non sono molte, la partita è lì perché non riusciamo ad andare diciamo lontano dall'equilibrio e bisogna continuare a lavorare così. Diciamo la speranza tra virgolette che è la cosa normale è che tendenzialmente quando è una squadra corta è verso la fine che le forze e la lucidità potrebbe venire a mancare, però è chiaro che non puoi aspettare quello. Dentro Ceppel e Mazzola prendono il posto di Watt e di Stone. Continuano gli esperimenti direi per l'Umana Reyer, prima dei 2 tiri liberi a disposizione di Aradori. Bologna che invece ritorna con lo stesso quintetto con cui si è andati all'interruzione richiesta dall'Umana Reyer. Quasi l'84% di Aradori della lunetta. Hai fatto tempo a dirlo al momento giusto. Esatto. Sbaglia il primo Pietro Aradori, secondo a disposizione e 1 su 2 per il giocatore bresciano che fa 46 pari, bresciano ovviamente di nascita, non di maglia perché dopo aver vestito la maglia della Virtus adesso veste quella della Fortitudo Bologna che ha pareggiato. Ceppel è appena uscito dalla panchina, sbaglia la tripla, rimbalzo per la Fortitudo, ancora un'opportunità per la squadra di Antimo Martino di avere un possesso di vantaggio, per ora
vantaggi solo di un punto per gli ospiti. Aradori prova a sfruttare il blocco di Sims, il raddoppio, palla sotto, extra passaggio, Cinciarini dalla media ed ecco il primo +2 per la Fortitudo messo a segno da Cinciarini, 46-48. Con poco più di 2 minuti da giocare. Jeremy Chappell per De Nicolao, palla sotto per Gasper Widmar che va a attaccare su Sims, si fa largo Widmar, appoggia al tabellone, l'errore, il rimbalzo di Cinciarini e dunque la transizione è per la Fortitudo sul +2 e prima opportunità per avere 2 possessi di vantaggio per la Pompea. Aradori per Lönen, poi Sims marcato da Widmar che difende perfettamente. Sims pesta la linea di centrocampo, si è fatto perdomare. Sì, diciamo che contro Widmar che praticamente non lo sposti nemmeno con un paracarro, gli è proprio frato addosso e poi il pallone gli è caduto addosso mentre era col piede sulla linea, quindi rimessa, adesso lo fa riposare nuovamente Martino e qui è un momento importante. Sì, lo vuole far riposare anche perché manca meno di 2 minuti alla fine del quarto, non vuole che spenda il terzo personale. Sims troppo importante negli equilibri della Pompea Fortitudo, il Manaraia che continua a litigare con questa zona con passaggi sul perimetro senza però trovare l'accelerazione giusta. Ci prova Andrea De Nicolao che va su, appoggia il tabellone, porta a casa il fallo. Diciamo che non è un go to guy abitualmente, ma lo sta diventando anche, oltre che un tiratore Andrea De Nicolao. Però ha comunque un'intelligenza, una capacità di leggere la partita davvero pazzesca. Qui ha capito che appunto con passaggi lungo le linee esterne si faceva fatica a fare qualcosa e ha massimizzato al massimo questo pallone. E completa anche il gioco da 3 punti Andrea De Nicolao riportando in vantaggio il Manarei, 49-48 per gli Oro Granata. Ultimo minuto e 16, è tornato in campo anche Robertson che scambia con Aradori, prova ad andare via Chappell e c'è il potenziale gioco da 3 punti anche per Aradori che sta crescendo con il passare dei minuti. Il canestro, intanto 3.412 gli spettatori. Ringraziamo Francesco Rigo dell'ufficio stampa del Manarei. C'è il terzo fallo di Jeremy Chappell e Aradori ha segnato intanto il pareggio e può arrivare adesso alla doppia cifra se completerà il gioco da 3 punti e così è 1-1 di Aradori per il 50 Fortitudo, 49 Umana Reyer con il possesso però in mano. Mentre ci avviciniamo all'ultimo minuto di gioco nel corso del terzo quarto, Chappell deve mettere il pallone per terra, attenzione a non commettere invasioni di 5 secondi, parte sul blocco di Widmar, poi Mazzola consegnato per De Nicolao, ultimi 6 secondi, la palla in angolo, Michael Bramos spara da 3 punti, la tripla quando c'è bisogno, il capitano risponde presente, 5-2 Umana Reyer, 5-1 Fortitudo che rovegna il canestro precedente, era stato ovviamente 50-49 poi 51 col tiro libero supplementare di Aradori che ha ancora il pallone in mano per la Fortitudo, marcato da Mazzola e li porta via il pallone Mazzola e c'è il fallo di Aradori, fallo di frustrazione, secondo personale, bonus per la Fortitudo. Aradori ogni tanto sbrocca, diciamo che è molto umorale, sente molto la partita. Qui vediamo la palla recuperata da Mazzola e il fallo nettissimo di Aradori che probabilmente ce l'ha più con se stesso che contro l'avversario, ma fallo per lui e bravo Mazzola. Questa è stata un'ottima palla anche perché con 25-9 sostanzialmente possiamo arrivare quasi fino alla fine. Esatto, discrepanza di 1 secondo 9 decimi, praticamente 2 secondi tra il cronometro e l'azione e quello della partita. Gestirà ovviamente Andrea De Nicolao in punta, controlla sempre il cronometro. Ancora De Nicolao col blocco di Widmar, lo scarico per Chappell che ha di fronte Cinciarini, sotto per Widmar, il fallo di Lönen e si va in lunetta con 2 tiri liberi di Widmar e 7 secondi. Secondo me non è una brutta scelta per Lönen, anche se spende il terzo fallo, anche se abbiamo detto in precedenza come abbia lavorato sui tiri liberi Gasper Widmar. Non sarà mai una macchina da tiri liberi, magari questa volta farà anche 0 su 2, però diciamo che era l'uomo migliore su cui spendere il fallo, questo è sicuro. Entra Sims al posto di Mancinelli perché, ripeto, ci saranno 7 secondi e 1 decimo per la Fortitudo che inserisce anche Fantinelli al posto di Cinciarini prima dei 2 tiri liberi di Gasper Widmar.
sul +1 comunque per l'Umana Reyer. Widmar sbaglia il primo, avrà a disposizione il secondo, poi vedremo anche la lotta a rimbalzo eventualmente in caso di errore. C'è Stone pronto nel caso lo metta a segno. A rimbalzo per l'Umana Reyer c'è un Mazzola da una parte, Bramos dall'altra. Widmar fa 0, no! Attenzione, un punto, comunque 1 su 2 di Widmar, 5-3, 5-1, esce Chappell che a 3 falli, entra Stone per l'ultima difesa del quarto. Si parte dal fondo del campo per la Pompea, Lönen per l'accelerazione di Fantinelli, marcato da Stone, poi Aradori che ha di fronte Michael Bramos, infrazione di passi di Aradori. Che difesa da parte di Michael Bramos, Aradori si lamenta ancora con gli arbitri, vediamo ancora il confronto tra la terna arbitrale, ma cosa ha fatto al di là? Sì, l'infrazione di passi assoluta, non so perché si lamenti Aradori, o meglio lo so perché, ma insomma vanno a controllare. Raffaele ha chiesto, il cronometro perché ovviamente 0,8 rende quasi impossibile un tiro, se ci fosse qualche decimo in più sarebbe una buona opportunità. Comunque si parte dalla tre quarti difensiva, Chappell potrebbe segnare. Sì, comunque bisogna dirlo, cioè, quando difende, come sa difendere, l'Umana è veramente bellissima a vedere. I canestri fanno piacere, ma anche un'ottima difesa come questa è importante da vedere. È entrato Figlioi, un altro buzzer beater di abitudine, la rimessa di Stone, Figlioi infrazione forse di passi, però fa partire la tripla, la mette sulla sirena, chiamata, diciamo così, buzzer beater di Figlioi e Umana Reyer. Intanto vediamo se viene convalidato perché gli arbitri andranno ovviamente a vedere il cronometro. Per ora è 53-51, poi l'instant replay, rivediamo. Da qui sembrerebbe che c'è la stop lamp sullo sfondo, non lo so. Comunque Umana Reyer avanti all'ultimo intervallo. Comunque ha gestito benissimo quest'ultima palla, poi che sia convalidato o meno il canestro, come dire, ci sta, però sicuramente mettere dentro un giocatore così e cercare questo tiro qui è stata una scelta perfetta, mentre c'è praticamente un bel po' di gente davanti. No, beh, comunque in ogni caso i 2 minuti dell'intervallo cominceranno a decorrere dopo l'instant replay, ovviamente bisogna trovare il punteggio per andare all'ultimo intervallo. L'analisi è che è una partita comunque in equilibrio, questo Sì, voglio dire. Cambierebbe poco perché abbiamo visto che appunto Bologna comunque non molla e ha le armi per poter arrivare fino alla fine, così sta diciamo tenendo lontano i giocatori dell'Umana dallo schermo dell'instant replay, uno dei 3 arbitri. Certo che le fine dei terzi quarti a Trieste è arrivata la tripla di Chappell
dalla tre quarti difensiva. Qui il buzzer beater di Figlioi, è logico che gli arbitri, avendo l'instant replay, vadano a controllare, è giustissimo. Comunque ci sono 2 punti di vantaggio e non è un qualcosa da poco. I giocatori sono ancora in campo perché oggettivamente non è ancora finito il terzo quarto, anche se ci sono tutte le statistiche, tra breve ce le porteranno e rivediamo ancora. La palla è partita prima, però adesso non so neanche, vediamo. Valido! Dunque all'ultimo intervallo Umana Reyer 56, Pompea Fortitudo 51. Andrea, l'abbiamo commentata, ricommentata, ma che cosa ha fatto Ariel Figlioi? Sì, tra l'altro Figlioi che tirava fino ad oggi col 27,5 da 3, per cui sicuramente non grandi medie, anche se aveva messo la bomba anche prima, ma poi questa, come dicevo prima, le bombe sono importanti, ma anche il momento. È chiaro che in chiusura di terzo quarto, per la squadra che ha preso questi 3 punti è una bella frustrazione. È bello che erano andati a controllare gli arbitri i secondi e non erano stati aggiunti, non c'è stato bisogno, diciamo Esatto. La statistica comunque, Umana Reyer aggiunge un'altra tripla, una partita che sta vivendo sulle triple, perché anche perché come dicevamo Fortitudo è a zona, costantemente praticamente a zona, proprio per far fronte ai problemi di falli. Adesso comincia a esserci diversi giocatori con 2 infrazioni, a 3 falli c'è Lönen, e forse qualcosina di più bisognerebbe cercare nella velocizzazione dell'azione, secondo me. Poi sì, per il resto ci sta. Abbiamo visto poi prima quella penetrazione di De Nicolao, che ha cambiato un po' le carte in tavola. Sicuramente quello, forse poi magari se entra Tonut, che è uno dei giocatori dell'Umana, forse il giocatore dell'Umana che riesce a arrivare con più continuità al ferro, potrebbe dare una mano. Invece non c'è però nel quintetto iniziale dell'Umana Reyer, che vede Nicolao, Figlioi, Bramos, Mazzola e Widmar. Risponde la Fortitudo con Cinciarini, Fantinelli, Robertson, Mancinelli e Sims. Va a far bollire un po' il cervello in panchina, sbollire, perché è stato sicuramente determinante per la Fortitudo per mantenersi lì, soprattutto nella parte centrale del terzo quarto. Poi però nel finale evidentemente un po' di ossigeno in meno. Come dicevo, è un giocatore molto istintivo, molto umorale. Le ultime chiamate non l'hanno convinto, ma anche il replay ce l'hanno confermato della bontà della decisione arbitrale, e ovviamente Martino lo conosce e lo fa riflettere in panchina prima di tornare utile nel finale. Speriamo che non sia così, perché l'Umana Reyer comunque con la tripla di Figlioi ha ripreso il +5, che è il massimo vantaggio del secondo tempo, anche se si ricomincia con Cinciarini più fallo. Partita che non vuole incanalarsi, assolutamente no. Sì, Widmar troppo concentrato sulla difesa su Sims, è arrivato in ritardo sulla penetrazione di Cinciarini. È il terzo fallo di Bramos, scusate, però non di Figlioi, e Cinciarini dalla lunetta fa 1-1, cancellando praticamente la tripla di Figlioi allo scadere, perché l'Umana Reyer in vantaggio, ma soli 2 punti con il pallone però in mano. 11 punti per Cinciarini, attacco per l'Umana Reyer con il numero 10 De Nicolao, la palla per Michael Bramos, ancora De Nicolao, ci prova da 3 punti, l'errore, rimbalzo lungo, Figlioi, rimbalzo offensiva, extra possesso per l'Umana Reyer, il blocco di Widmar su De Nicolao, poi Bramos da 3 punti, una sinfonia, la tripla di Michael Bramos per rifare +5 per l'Umana Reyer. 3 su 5 per lui. Sì, 9-5-4 soprattutto, e 9 punti per Michael Bramos. Attenzione, fallo fischiato a Mazzola, che ha cercato di passare sopra il blocco, ha fatto del male anche ad Andrea De Nicolao, ma logicamente lui stava guardando l'avversario, stava guardando la situazione. Terzo fallo per Mazzola. Umana Reyer che ha già 3 giocatori con 3 falli, Cepel, Bramos e Mazzola per la Fortitudo Lönen, ma poi Aradori, Cinciarini, Mancinelli e Sims con 2 infrazioni. Per Umana Reyer 2 falli li hanno spesi invece Watt e Andrea De Nicolao. Si asciuga il parquet, 9 minuti e 5 secondi da giocare. Umana Reyer a +5, partita piuttosto ostica, l'abbiamo detto già più volte, e ancora tutta da conquistare. 2 punti importantissimi, perché poi significherebbero staccare l'avversaria in classifica.
un'avversaria che comunque va dalla partita, va encomiata per come sta affrontando questa trasferta sul campo dei campioni d'Italia. Qui Fantinelli si scusa con i compagni per aver gettato alle ortiche una palla, tanto merito della difesa che sta alzando l'intensità, lo dobbiamo dire, Andrea. Sì, ma devo dire che tutto sommato in difesa comunque l'Umana ha fatto una buona partita finora. A volte in attacco è mancato qualcosa, comunque sì, come attenzione, come intensità c'è la squadra. E qui in fallo. Figlioi si prende il tiro dalla media, lo sbaglia, il rimbalzo è di Mancinelli e dunque il possesso per la Fortitudo che rimane a -5. Fantinelli, Mancinelli, Cicciarini, tanti italiani in campo in questo momento per la Fortitudo, i due stranieri sono Sims e Richardson e c'è il fallo A De Nicolao. di Andrea De Nicolao, anche lui arriva a 3 infrazioni e già 3 falli di squadra per l'Umana Reyer in questo avvio di ultimo quarto. Sappiamo come soprattutto alla fine della partita siano importanti i bonus in un senso o nell'altro, perché alle volte non averlo speso, se devi spendere dei falli sistematici, è un'arma a doppio taglio, però normalmente avere il vantaggio del bonus speso presto è importante. Ma guardate Vidmar che difende, ma Secondo me, come anche i giocatori mimano, c'erano passi prima tanto ecco il bonus speso, a proposito di quello che si diceva prima, però la mano era sul pallone, sicuramente l'ha abbassata, ma era sul pallone. Era sul pallone e Sims però va in lunetta con il bonus speso dall'Umana Reyer, 2 tiri liberi per la Fortitudo per accorciare dal -5, ricordiamo l'andata a -7 per l'Umana Reyer al Paladozza, ma questo è un ragionamento che speriamo di poter fare più avanti, perché qui c'è ancora da battere la Fortitudo. 5-9, 5-6, 8 minuti, poco più da giocare, si alza Mitchell Watt, ovviamente anche lui come Aradori è un giocatore che sarà importantissimo nel finale. Bramos inseguito da Cinciarini, il blocco di Vidmar che poi riceve, non si prende il tiro, fuori per Mazzola, extra passaggio per De Nicolao, 6 secondi, ancora De Nicolao in angolo per Bramos, passo laterale, tripla del capitano sul ferro, il tocco e l'extra possesso ancora per l'Umana Reyer, con De Nicolao a chiamare lo schema, il blocco di Vidmar, grande De Nicolao che rompe il raddoppio, scarica per Mazzola, la tripla non va, Sims sopra De Nicolao che tocca il pallone, la rimessa è per la Fortitudo e anche qui bravo De Nicolao a dire l'ho toccata io, poi si cambia a 5 con Vidmar e adesso entra Mitchell Watt per Vidmar, c'era il replay Sì, no, stavo guardando l'abbraccio tra Vidmar e Sims che si erano attorcigliati, ma vabbè. Cambia l'asse play pivot l'Umana Reyer, fuori Vidmar e De Nicolao, dentro anzi no scusate, Watt ha preso il posto di Mazzola, dunque doppio centro, però è cambiato il playmaker con Stone al posto di Andrea De Nicolao, doppio centro con Vidmar che va a marcare Sims, il pallone per Mancinelli, Watt che scivola lateralmente in difesa e Sims mano morbida per fare -1 per la Fortitudo, 5-9, 5-8. Adesso vedremo in attacco come verrà sfruttato il doppio centro dall'Umana Reyer. Watt per Figlioi che si sente caldo e si sente caldo! Ariel Figlioi ha bisogno di continuità questo giocatore e la sta trovando in questa partita, già 9 punti per lui e più 4 per l'Umana Reyer. Robertson che penetra, si palleggia quasi sui piedi, la palla nelle mani di Sims, aggredito dalla difesa aurogranata. Vidmar strappa il pallone a Sims, poi Figlioi per Bramos, va tornato a sedersi, Udano ci ha provato ad ammazzare la partita con la tripla, Bramos non c'è riuscito, resta lì da Fortitudo, ma il fallo in attacco di Sims. Bramos ha sbagliato la tripla, ma poi in difesa ancora no, ma una qui volta. secondo me è stato proprio Sims che ha fatto una sciocchezza, perché Bramo stava rientrando e lo vediamo così, ecco, qui ha cercato di fermarlo per dare spazio al proprio compagno, ma insomma. Dentro Lönen, fuori Sims con il +4 Umana Reyer, c'era sul cubo del cambio Udano che è andato a sedersi, lo stavo dicendo mentre Bramos stava caricando la tripla. Adesso sul cubo del cambio torna Pietro Radori per la Fortitudo che però è in difesa -4. Figlioi, il pallone per Watt, si fa vedere Stone, doppio play dunque per l'Umana Reyer. Vidmar in angolo da Michael Bramos, 9 secondi, il fallo di Cinciarini che abbassa la sbarra.
secondo fallo di Cinciarini, scusate, terzo fallo di Cinciarini, secondo di squadra per la Fortitudo. Adesso entra Ike Udano al posto di Widmar, entra Pietro Aradori come detto in precedenza per la Fortitudo. Applausi sia per Udano che per Widmar da parte del pubblico del Tariaccio, certo per Aradori che anzi è stato beccato pur essendo un ex. Sì, diciamo che la sua breve permanenza non ha lasciato un ricordo proprio eccezionale, quindi il pubblico veneziano sicuramente non lo ama. Bramos per Udano, più 4 palle in mano, 6:15 da giocare, Figlioi, palla per terra marcato da Robertson, poi scambio con Stone, 5 secondi, ancora Figlioi che danza, step back, tiro morbido, errore Udano, scusate, Stone alla fascetta, non ha... La carapa pelata di Udano prova ad andare a contrastare l'avversario. Cinciarini, arresto, scarico, Löhner, il tiro ce l'ha ma si infrange sul primo ferro, ma nasce il rimbalzo offensivo. Poi Aradori da 3, altro errori e tocco di Udano che questa volta riesce ad anticipare Mancinelli con Stone che preferisce attaccare con calma a difesa sia pur schierata da parte della Fortitudo che continua a fronteggiare efficacemente l'attacco dell'Umana Reir, anche se è più 4 per gli Orgranata. Udano non riceve il pallone, preferisce cambiare lato Mitchell Watt, poi il lancio con palla che esce dal fondo del campo, 2 secondi e 2 per l'azione di tiro. Figlioi che davanti alla nostra postazione penso stia guardando anche quello, non c'è il cambio di possesso, dunque bisogna prendersi subito il tiro. Ci prova ancora Figlioi da metà campo, ferro, ma rimbalzo offensivo di Watt. Che mano Ariel Figlioi, un canestro e un riciclo del cronometro importantissimo sul più 4 Umana Reir. Figlioi per Watt, è pronto a rientrare Ceppel, ma intanto Udano trova il canestro per il più 6 dell'Umana Reir e il time out per la Fortitudo Bologna. 6-4, 5-8, magari questa non entra come una cosa positiva, nella valutazione è un -1 la tripla sbagliata di Figlioi, però ragazzi che giocata. Sì, poi comunque appunto ci è andato molto vicino ed era ovviamente l'unica cosa da fare, è andata benissimo perché poi abbiamo avuto una seconda occasione, in questo caso ben gestita con anche l'extra pass a Udano che l'ha messa dentro. Come dicevi tu, credo possiamo penso dirlo, la miglior partita di Figlioi da quando è rientrato a Venezia, ha fatto tanta fatica, è stato utilizzato poco, quest'oggi sicuramente sta dando grande manforte all'Umana. Figlioi è un giocatore che mi ricordo quando è arrivato le prime partite addirittura aveva difficoltà a palleggiare, poi è diventato uno dei giocatori determinanti per l'Umana Reir. Ci si aspettava molto dal suo ritorno, ancora non dico che sia palleggiato sui piedi, ma non ha giocato sui suoi livelli in questo avvio di stagione. Speriamo che questa sia la partita della svolta. Del resto siamo nel girone di ritorno, ma ci sono tutti i playoff davanti da conquistare ovviamente sul campo, perché l'Umana Reir ha chiuso il girone d'andata all'8° posto, però la stagione è ancora lunghissima, c'è tempo per tutti per dare una mano. Ricordiamo come l'anno scorso giocatori come Cerella e Widmar si siano praticamente rilanciati dall'ultima giornata di campionato e poi sono stati determinanti per la vittoria del secondo scudetto dell'Umana Reir, il quarto della storia oro granata. Aradori scambia con Sims, marcato da Udano, fuori ancora Pietro Aradori con Stone che riesce a reggere in difesa e poi anticipa Sims. Che difesa da parte di Julian Stone e un altro recupero. Questa è quello che dicevo, ha difeso bene tutta la partita del Umana Reir, ma sta alzando la intensità. Figlioi sotto per Watt che in attacco è stato il più continuo, scarica per Stone, ancora sotto Watt, è marcato da Löhner, il gancio di Mitchell Watt. Chapeau. Sono difficilissime queste trovate qua perché era in allontanamento, ma grandioso Watt davvero. Nasce tutto da quel recupero di Stone, ma bisogna continuare a difendere forte e lo fa l'Umana Reir con Watt prima, Stone poi, e qui Cinciarini cercava lo sfondamento ma il pallone già da tutt'altra parte del campo. Più 8 Umana Reir che dunque può arrivare, potrebbe, diciamo, usiamo il condizionale perché bisogna trasformare alla doppia cifra, ci prova Figlioi e c'è la doppia cifra, c'è la tripla di Ariel Figlioi. Diciamo che Watt più Figlioi, uno è il man of the match per la continuità, uno per le giocate nei momenti decisivi. Sì, tra l'altro predica calma ora De Raffaele perché la partita è ancora lunga, qui il fallo di Figlioi credo.
Tanto c'è una bolgia al taglieggio per cui fanno fatica i giocatori in campo a sentire i fischi. Il secondo fallo di Ariel Figlioi, Lumana Reyer è al bonus e quindi si va in lunetta per la Fortitudo. Andiamo ancora a confrontarsi con le panchine, ma ragazzi che giocate stanno facendo questi giocatori. Mitchell Watt, Ariel Figlioi, ripeto, entrambi a loro maniera MVP della partita, che però ancora 3 minuti e mezzo e si comincia da 2 tiri liberi da un gran tiratore di liberi come Aradori, che ha già sbagliato un tiro libero, per cui è presumibile che non continuerà. Il suo l'ha già dato. Il suo l'ha già dato, infatti. Il suo contributo alla causa rogranata, forse più con l'errore dalla lunetta che quando l'ha vestita, scusate un po' l'ironia, però ci può stare. Meno 9, il ritardo della Fortitudo che pressa a tutto campo, ma si riesce a superare la metà campo la formazione rogranata dell'Umana Reyer, adesso nelle mani di Watt per Ariel Figlioi, il blocco di Udano, Bramos, la palla sotto, Udano fa saltare Robertson e inchioda la schiacciata. Circolazione da parte dell'Umana Reyer, 7-1, 6-0 più 11 e dunque il tagliaccio si accende, più 7 per la Fortitudo all'andata, lo ricordiamo. Cominciamo a ragionare anche sul doppio confronto perché mancano solo 3 minuti alla fine. Robertson marcato da Figlioi, lo scarico per Sims che in qualche maniera controlla, serve per Robertson, ci prova da metà campo Lönen, è la serata dei tiri da metà campo, prende il ferro ma il rimbalzo è di Julian Stone e adesso sì, bisogna giocare anche con la testa, con il cronometro a 2 minuti e mezzo dalla fine della partita. Watt per Ariel Figlioi, il blocco di Udano che poi però si allontana e non riceve, dunque non completa il gioco a 2 e lo completa invece la Fortitudo con il contropiede messa a segno da Robertson. 2 minuti e mezzo scarsi dalla fine della partita, 7-1, 6-2, possesso importante per l'economia della gara con Michael Bramos per Ike Udanu, poi c'è Mitchell Watt pronto a rientrare Andrea De Nicolà, ovviamente ci vuole fosforo in questo momento in campo. Chiede spaziatura Ariel Figlioi, si torna da Bramos, spara la tripla del capitano, un'altra tripla di Michael Bramos, 7-4, 6-2, massimo vantaggio per l'Umana Reyer, time out Bologna, perché oggettivamente la partita si è incanalata sì con l'intensità difensiva che è aumentata, ma si è incanalata anche con la razionalità ad attaccare questa zona un po' adattata da parte di Bologna. Fatica all'inizio, poi prese le misure e poi quando tiri da 3 punti con questa percentuale diventa anche tutto più facile. No, è chiaro che un po' come si era pronosticato verso la fine con giocatori contati poteva mancare un po' di lucidità, un po' di energia a parte di Bologna. Devo dire che Venezia ci ha messo sicuramente il suo, perché in difesa ha chiuso veramente strettamente le maglie, poi quando hai giocatori come Bramos che come dire, sono più che una garanzia, ma anche Mitchell Watt in attacco è quasi sempre vediamo anche qui vediamo un paio di azioni anche in allontanamento riesce a trovare sempre l'equilibrio quando si gira e ha quella sensibilità nelle mani pazzesca per un lungo e qui sicuramente Venezia sta finalmente mettendo un po' le mani sulla partita. È lunga, siamo a pallacanestro, può succedere di tutto, ma sicuramente l'inerzia in questo momento è in favore dei giocatori Eurogranata. Rimessa in attacco perché siamo negli ultimi 2 minuti per la Fortitudo che rischia di perdere la palla. Robertson penetra, scarica per Sims, infuriato Julian Stone in difesa, una sentenza. Anche lui sta anche crescendo. Qui è una chiusura pazzesca. Certo non è arrivata la palla recuperata, però... È l'ultimo lui a toccare, anche se scuoteva la testa. Giusta la decisione arbitrale in questo caso, la rimessa dal fondo con Umana Reyer, già al bonus 2 falli spesi invece soltanto dalla Fortitudo che però ha bisogno di attaccare adesso. L'Umana Reyer cerca di portargli via più secondi possibili. Step back e tiro da 3 punti di Aradori, l'errore, Lönen a rimbalzo offensivo, extra possesso per Bologna, Cinciarini scheggia il primo ferro, tocca Udano, altro possesso conquistato da Robertson. Chiede l'instant replay Mitchell Watt e si fida del giudizio del suo centro. Walter De Raffaele va a giocarselo in questo frangente, non lo so, vediamo ancora, ma forse ha ragione, sai?
Beh, sono arrivati un po' tutti e due sulla palla, però forse sì, e poi quasi si abbraccia Robertson proprio per evitare di cadergli addosso. Comunque bella reattività anche in questo caso da parte di Mitchell Watt, sicuramente le indicazioni positive che erano arrivate con Trieste e soprattutto con Brescia stanno continuando e questo credo sia la cosa più importante. Venezia sta trovando continuità, equilibri anche nella scelta di quintetti, l'abbiamo detto più di una volta, abbastanza particolari, ma anche l'eclettismo, sì, gliela tocca sotto e quindi gliela tocca addosso alla mano di Robertson, quindi può starci rimessa per Venezia. Dicevo appunto, sta anche giostrando i propri giocatori infatti la palla è per Lumana Reyer in tante soluzioni diverse e questo è alla lunga una cosa davvero importante. Credo, ripeto, si sia fidato soprattutto della grande sportività di Mitchell Watt, coach Walter De Raffaele, perché dice: se sono matematicamente sicuro che la palla sia nostra, credo sia giusto giocarsi l'instant replay, perché Watt non andrebbe a chiedere un pallone che non è suo. Più 12, palla in mano. Comunque questa è la sostanza per Lumana Reyer, che vede in fondo al rettilineo lo striscione del traguardo della vittoria, il pressing di Bologna, la palla di Udanu che scarica per Watt, sbaglia il canestro della vittoria, possiamo dirlo, ma manca 1 minuto e 15. Ragioniamo anche sul più 7 dell'andata. Robertson per Lönen e il fallo di Ariel Figliò, il terzo fallo, 1-10. Qualche dubbio c'è. Comunque 2 tiri liberi per Martin Lönen, con Watt che alzava le mani probabilmente per l'errore commesso prima, ha fatto delle cose incredibili e questa era piuttosto facile ed è strano che l'abbia sbagliata. Certo che quella tripla di Ariel Figliò, intanto segna il primo tiro libero Martin Lönen, quella tripla di Ariel Figliò al termine del terzo Ha quarto veramente cambiato la ha partita. dato la svolta della stagione ad Ariel Figliò, almeno per quello che si è visto in questa partita. 2 su 2 per Lönen, 7-4, 6-4. Credo che Aradori abbia fatto anche questo discorso ai suoi compagni, cioè ricordiamoci dell'andata in cui abbiamo vinto di 7 punti e dunque dobbiamo ragionare eventualmente anche in questo, e quindi in questa logica questo è un possesso importantissimo. 2 falli da spendere per la Fortitudo che porta verso lo scadere dei 24. Lumana Reyer, ma cosa hanno fatto Julian Stone e Michael Bramos? Tutti in piedi. Stone abbracciato da De Raffaele, contentissimo per questo assistant che Bramos va a dargli il 5. Invenzioni, Stone è bravissimo Bramos a trovare l'equilibrio per segnare con il tiro libero aggiuntivo. Se questa non entra tra le giocate della settimana non so cosa possa entrarci. Un tiro libero per Michael Bramos che però non completa il gioco da 3 punti. Comunque è più 12 per Lumana Reyer e Cinciarini è bravo a portare a casa il fallo di Julian Stone. Si andrà avanti con tanti fischi in questo finale perché ormai la vittoria è dell'Umana Reyer. Intanto è il secondo fallo di Julian Stone, credo che se lo si possa dire con abbastanza sicurezza, insomma 45 secondi più 12, 2 tiri liberi è vero per Cinciarini e il basket può riservare qualunque sorpresa, però diciamo che la vittoria dovrebbe essere dell'Umana Reyer. C'è da ragionare nel doppio confronto che anche perché considerando la classifica che è davvero cortissima, ci può essere una riva alla pari, ma ci può essere più squadre che arrivano con lo stesso punteggio e quindi portare a casa il doppio confronto sarebbe più importante. 10 che vale più 3 per l'Umana Reyer che butta via il pallone con Mitchell Watt. Cinciarini il recupero, Figliò in difesa, Cinciarini appoggia il tabellone, più 1 Umana Reyer nel doppio confronto e più 8, 7, 6, 6, 8. Dunque il time out chiesto da coach Walter De Raffaele. Ripeto, ormai si ragiona in quella logica lì, quella del doppio confronto, quella della differenza canestri. Magari le due squadre chiuderanno con punteggi ben differenziati, magari non servirà, però è giusto giocarsi tutto fino alla fine. A 2 time out da giocarsi l'Umana Reyer, ne avrà uno la Fortitudo dopo questa giocata. Avevo detto si andrà avanti con tanti fischi in questo finale. Diciamo che intanto prendiamoci 2 punti, Andrea. Intanto quelli sono importantissimi. Diciamo sono. No, qui non abbiamo gestito sicuramente benissimo questo pallone. Bologna ha un altro fallo da spendere e ci sono 34 secondi, per cui sicuramente avrà un altro pallone a giocare, per cui questo diventa il possesso importante per la questione del doppio confronto.
e bisogna soprattutto non buttare il pallone all'ortiga come ha fatto prima Mitchell Watt. Entra in campo Andrea De Nicolao e al posto di Ike Udano ovviamente ci vogliono Ci sono portatori. 3 play in questo momento, Stone, Chissà come Figlioi mai. e De Nicolao. A parte che Stone può giocare da numero 4 tranquillamente, anche da numero 5 ha giocato, ricordiamo, a Oldenburg in Coppa. La rimessa di Bramos, intanto bisogna mettere il pallone in campo, la palla nelle mani di De Nicolao. Bramos per Stone, supera la metà campo, più 8, palla in mano, decide di gestire anche col cronometro l'Umana Raiera, un fallo da spendere la Fortitudo. De Nicolao, aggredito da Aradori che va a spendere il fallo. Terzo fallo di Aradori, bonus adesso sospeso per la Fortitudo, 22 secondi vuol dire discrepanza di 8 secondi circa. Non è forse una scelta neanche sbagliata quella di Aradori, anche se forse il fallo l'avrei speso prima. Forse prima, sì, così ha un po' resettato, gli ha dato altri 2 secondi in più. Sempre però da ricordare anche il discorso dell'antisportivo. Ecco il fallo di Robertson, sono trascorsi 3 secondi, è il secondo fallo di Robertson e ci sono 2 tiri liberi. Adesso la mano dalla lunetta sarà importantissima per Ariel Figlioi, più 8. Se fa 2 su 2 vuol dire essere a... ma non ragioniamo così. Poi ti dico una cosa. Dopo. Ariel Figlioi segna il primo, più 9, 7, 7, 6, 8. Vediamo se dopo 13 punti intanto anche per Ariel Figlioi, a testimonianza appunto di come sia stato uno dei fautori di questa vittoria. 2 su 2, Figlioi non chiama time out Bologna. Figlioi che aveva 3 su 3 per il 100%, anche se solo 3 tirati. Deve provare la tripla Bologna se vuole sistemare la differenza canestri. De Nicolao va a spendere il fallo su Robertson, quasi è andato anche vicino al recupero. Il quarto fallo di De Nicolao, 2 tiri liberi per Robertson. Sono le varie teorie, rivediamo ancora come De Nicolao sembrava quasi una mossa di lotta greco-romana quasi, con il giocatore che tiene il piede perno. Rientra in campo Ike Udano, ancora mosse a scacchi, fuori Andrea De Nicolao, dentro Ike per Udano, l'eventuale cambio rimbalzo sul tiro libero. chiaro, perché la Fortitudo con 8 secondi e 6 dipenderà intanto molto da come andrà il primo tiro libero e lo segna Robertson. Dunque 9 punti, ma non basta un tiro libero alla Fortitudo per raddrizzare la differenza. È possibile, canestri. è probabile che lo sbagli apposta. Vediamo se deciderà di sbagliarlo. No, decide di fare 2 su 2 Robertson e credo che c'è il time out per l'Umana Raier 7-8-7-0. Infatti è time out per l'Umana Raier, rimetterà in attacco, rimetterà in campo De Nicolao e via c'era il fallo e via così. Qui non si finisce più stasera. Sì, già si è iniziato alle 3/4, per cui... E, al di là delle battute, per l'Umana Raier l'importante era vincere. È continuità questa, perché oggettivamente dopo la vittoria di Trieste e dopo la vittoria con Brescia in Eurocup, vincere anche con la Fortitudo alla vigilia di un grandissimo match, possiamo dirlo. Sì. Di nuovo Bologna, di nuovo Tagliercio, di nuovo sabato sera, quarto d'ora di anticipo 20:30 e non 20, ma contro la Virtus Bologna vuol dire affrontare la capolista dominatrice in questa prima fase della stagione, che però ha preso una solenne bastonata con il Partizan. Sì. Questo perché lo dico? Perché l'Umana Raier ha vinto tra le altre con il Partizan in una fase della stagione in E ha cui... vinto anche Belgrado. A Belgrado, infatti, giustamente, in una fase della stagione in cui le cose non funzionavano granché bene. Adesso, e lo testimonia il pubblico del Tagliercio, i 3.412 presenti tutti in piedi ad applaudire la squadra. Adesso la squadra sta entrando decisamente all'interno della stagione. È entrato Ceppel, è entrato non De Nicolao, quindi Ceppel al posto di Udano, ma attenzione, Ceppel al posto di Watt e rimane in campo Ike Udano. Vabbè, forse non era il cambio che voleva col subaltern di Raffaele, ma questo hanno segnalato gli arbitri. In ogni caso è entrato Ceppel che rispetto ad un centro chiaramente ha più agilità e poi vedremo cosa saprà fare dalla lunetta. Intanto la rimessa di Stone proprio per Jeremy Ceppel, Julian Stone, Ariel Figlioi inseguito da Cinciarini, va a spendere il fallo, ma sono trascorsi quasi 4 secondi. È il quinto fallo di Cinciarini che finisce la partita, uno dei più positivi sicuramente per la Fortitudo. E adesso un altro viaggio in lunetta, ancora 2 tiri liberi. l'Umana Raier è a +1 nel doppio confronto sul 7-8, 7-0 dopo l'8-9, 8-2 della
Palla d'Ozza alla seconda di andata, la prima vittoria della Fortitudo dal ritorno in Serie A, la nuova Fortitudo, lo ricordiamo, visto il fallimento della vecchia società. Segna Ariel Figlioi, 15 per lui, 9 per l'Umana Reyer. De Nicolao che fa una sorta di allenatore e chiede a qualcuno di schierarsi in difesa per evitare il lancio, il tiro da 3 punti. Figlioi 2 su 2, adesso 8-0, 7-0, questa volta si lo gioca il time out la Fortitudo Bologna. Beh, direi che what è what e c'è poco da dire, però questa volta lo darei proprio a Figlioi, proprio diciamo di incoraggiamento, perché ha finalmente fatto vedere cosa può fare, e se continua su questa via è un acquisto, diciamo, molto importante per Venezia. Intanto aspettando che arrivi il vero acquisto, che è ancora in garage, che è il mini Mamba, che dovrebbe insomma arrivare a breve. Diciamo che Andrew Gaudlock, per chi ci sta ascoltando, per chi magari non segue abitualmente durante la settimana le vicende dell'Umana Reyer, ma segue soltanto la domenica, è recuperato dal punto di vista clinico, sta recuperando fisicamente, logicamente gli manca il campo per essere in campo, sta lavorando molto bene, si è molto ben integrato all'interno della squadra. È logico però che la società prima di tesserarlo vuole avere certezze dallo staff medico di non rischiarlo, magari mettendolo in campo per una partita con un altro infortunio, perché è chiaro che poi le dinamiche di corsa e di salto saranno diverse all'inizio, prima di recuperare il proprio dinamismo. E però sarà probabile che lo schierino in Eurocup, visto che c'è meno la possibilità di avere uno straniero, e quindi puoi anche dargli pochi minuti senza portarne via un altro giocatore. Seguiamo questo ultimo possesso, Pietro Aradori, ben marcato da Ceppel, il recupero di Mitchell Watt che non si prende il tiro, butta via il pallone. Gran difesa di Ceppel per finire la partita, che dice Umana Reyer 80, Pompea Fortitudo Bologna 70. Umana Reyer che vince e ribalta la differenza canestri. Insomma, è cominciato bene anche in casa questo 2020 di campionato dell'Umana Reyer. Da Alberto Minazzi E Andrea Manzo è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento per le prossime partite dell'Umana Reyer Venezia.